Dottore Ramaglia, si parla oggi di diabete nei bambini, ecco voi come unità diciamo, complessa della pediatria siete molto attenti a questo tema, ecco lo scopo di questo interessante convegno oggi qui in ospedale qual è? Trattasi di un modulo che abbiamo creato insieme all'ufficio formazione della nostra AFE con la dottoressa Letizia Drogo, perché vogliamo investire su un'altra patologia endocrinologica che fa parte del nostro reparto, delle nostre competenze, che purtroppo ha un discreto indice di fuga, cioè l'ipotiroidismo. Tant'è che abbiamo invitato una delle migliori intelligenze siciliane, la professoressa Cristina Maggio della clinica pediatrica di Palermo, per darci alcune nozioni di carattere medico, scientifico e pediatrico in modo particolare, perché vogliamo provare ad evitare i viaggi della speranza per il problema dell'ipotiroidismo nei bambini, soprattutto di quello congenito, che comporta diciamo, di un'azione pronta nelle prime settimane di vita e che costringe i familiari nei primi 15 giorni a recarsi di continuo a Palermo per aggiustare la terapia e quindi dare un dosaggio appropriato dell'ormone tiroideo, e che quindi comporta un dispendio di risorse sia a livello della famiglia sia a livello della nostra arte. Abbiamo colto l'occasione di questa progettualità con l'ufficio formazione proprio per fare questo. Infatti la professoressa Maggio ci intratterrà sia sull'ipotiroidismo sia sui problemi dell'ipertiroidismo in età pediatrica. Per quanto concerne la sua domanda, cioè la diabetologia, noi dobbiamo dire che ormai è una struttura ben confermata nel nostro reparto, perché da circa 13 anni che agiamo su questo problema dei bambini diabetici e abbiamo ridotto, proprio stavo dando i dati del nostro ambulatorio del trattamento della chetoacidosi, abbiamo ridotto i viaggi nei centri di terzo livello. Oggi la diabetologia pediatrica è seguita come struttura semplice dalla dottoressa Bucchiarino Piera, dalla dottoressa Albino Claudia e dal dottor Gengo. Questi tre colleghi seguono tutti i bambini diabetici ma anche obesi. Anche questo dell'obesità è un problema notevole, soprattutto ce ne accorgiamo quando andiamo a fare gli interventi in ambito scolastico, e su cui prontamente la nostra AFPE dovrà agire anche creando nelle periferie, mi riferisco nelle altre pediatrie, quella di Sciacca, quella di Canicattì, quella di Licata, dei punti di riferimento che grazie all'impegno del nostro direttore generale della triade strategica tutta stiamo cercando di risolvere e di ridurre al massimo i viaggi verso i centri di terzo livello. Io credo che sia fondamentale essere relazioni culturali e non solo, perché poi sono relazioni anche dirette al bene, all'interesse e alla crescita adeguata dei bambini del territorio con gli ospedali della regione, perché questo diventa un modo per creare delle buone pratiche di gestione di pazienti che hanno per esempio delle patologie croniche e che quindi hanno necessità non solo di afferire ai centri di eccellenza di terzo livello, ma anche ai centri competenti di pediatria presenti nel territorio, per evitare spostamenti che possono anche creare difficoltà non solo economiche ma di tipo pratico alle famiglie stesse. Io credo che sia importante quello che è stato programmato per oggi, e quindi non è l'unica giornata in cui il dottore Gramaglia ha organizzato questo tipo di incontri, al fine davvero di trovare quelle che sono le strategie più opportune per gestire questi pazienti e soprattutto per inventare una nuova sanità che con le risorse attuali presenti in Sicilia possa realmente rendere il meglio per i nostri piccoli. Oggi relazione alla dottoressa Buscarino che si occupa di diabete mellito, quindi lei è la responsabile proprio dell'ambulatorio, e seguiamo più di 150 bambini a cui da almeno 2 anni riusciamo a posizionare il microinfusore, che è la terapia gold standard del diabete. Io relazionerò giorno 20 sulla tematica dell'obesità, perché purtroppo nella nostra provincia i bambini obesi sono sempre più in aumento, e quindi grazie all'intuizione del dottore Gramaglia nel nostro ambulatorio ci occupiamo di obesità, di prevenzione e cura di questa cosa. Ecco, una radiografia del vostro settore, così brevemente.
Noi seguiamo da circa 10 anni più di 200 bambini diabetici e ogni anno sempre più bambini obesi. Nell'ultimo anno sono più di 120. Per fortuna la maggior parte di essi sono soltanto affetti di obesità essenziale. Quindi è un dato che sta aumentando in provincia? Purtroppo sì, perché i nostri bambini mangiano male e si muovono poco. Quindi il nostro ruolo è anche un ruolo di prevenzione all'interno delle scuole, all'interno delle famiglie, per educarli alla sana alimentazione e allo sport. E che risposta avete? E se riusciamo ad andare dietro a sensibilizzare le famiglie sulle complicanze dell'obesità, far vedere l'obesità come una vera e propria malattia, allora sì, si sensibilizzano. Però bisogna anche sottolineare che l'obesità non è dovuta soltanto a questo, ci sono anche forme di obesità secondarie ad altre patologie che per fortuna non sono in numeri così notevoli.